Era da 700 anni che i negozianti del salone non incrociavano le braccia. Oggi invece, sebbene solo per un'ora, tutto si è fermato, cancelli chiusi e serrande abbassate. Allarmante e impressionante il numero dei negozi che chiudono i battenti e tra crisi, canoni d'affitto e diminuzione dei consumi si fa difficile anche per i commercianti del sito storico. A gran voce chiedono anche il ritorno del pollicino e la diminuzione dei mercatini ambulanti che molto spesso vediamo per il centro di Padova e che sottraggono loro dei ricavi. Già alcuni negozi sotto il salone sono stati costretti a chiudere e da qui lo slogan della giornata "Chiusi per non chiudere", un grido d'aiuto indirizzato al futuro sindaco per rivalorizzare e incentivare il piccolo commercio. A sostenere la protesta anche gli ambulanti di Piazza della Frutta che, analogamente ai negozianti del salone, hanno tenuto chiuso per un'ora in segno di appoggio. Siscemer Channel News, Padova.